Giulio, Sì, mi senti? buongiorno. Buongiorno Robert. Mi sentite bene? Ben trovato. Come lo sentiamo? Bene? Tu non la Benissimo. vedi, ma tu c'hai incredibilmente c'è stato a un certo punto che sapevano che c'eri te, e hai la sala piena con un'età media di 23 anni, per cui stai attento, insomma. Benissimo. Devi parlare stile TikTok. È un piacere. Devi fare un intervento ticcottiano. Allora Giulio, Sì, ti presenti te al nostro sì, pubblico, siamo in diretta streaming, per cui certo. il tutto è un moltiplicatore rispetto. Io vi ringrazio molto, torno fra 7 minuti 8, perché magari Giulio alla fine facciamo fare una domanda a qualche ragazzo. Certamente, certamente. Tutto a te, Lasciamo ciao. anzi molto spazio, volentierissimo. Sì, sì. Ciao. Ciao Robert. Buongiorno a tutti, bentrovati. Io mi presento, sono Giulio Bodon, sono responsabile di un settore nella regione del Veneto che si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale e nello specifico con un'attenzione particolare per quanto riguarda il patrimonio UNESCO. Il patrimonio tutelato dall'UNESCO, come penso sappiate, ma insomma lo rivediamo velocemente insieme, è sostanzialmente di due tipi. C'è un patrimonio, diciamo, materiale, un patrimonio tangibile che è dato dai siti, da beni, da monumenti, da complessi architettonici o anche da ampie aree del territorio che sono iscritti alla lista del patrimonio mondiale dell'umanità, che è la famosa World Heritage List, attraverso la quale vengono evidenziati e tutelati questi beni che vengono considerati di particolare valore dal punto di vista storico, artistico, storico-sociale, umano, vengono considerati proprio portatori di valori di universalità, di eccezionalità e unicità in tutto il mondo. Questo elenco, diciamo, questa lista che comprende siti di tutto il mondo, è la World Heritage List, si basa proprio su un provvedimento, una convenzione dell'UNESCO che quest'anno ha compiuto 50 anni, la convenzione del 72, che appunto istituisce questa modalità di tutela del patrimonio riconosciuto. Accanto, diversi decenni dopo, diciamo, accanto a questo elenco di beni, che diciamo sempre materiali, per distinguerli dagli altri, adesso lo vedremo subito, l'UNESCO nel 2003 ha stipulato con tutti i suoi stati parte un'altra convenzione per la salvaguardia, questa invece, del patrimonio immateriale. Perché con il tempo, insomma, con anche il progredire delle discipline, degli studi su queste tematiche, si è sempre fatta via via più, diciamo, forte la consapevolezza che al di là dei beni monumentali, al di là dei territori, delle città d'arte, delle testimonianze, insomma, tangibili della storia e della cultura, ci sono anche un complesso molto molto significativo di beni intangibili, cioè delle eredità, delle conoscenze che si trasmettono di generazione in generazione, dei saperi, delle arti intese proprio come conoscenza delle pratiche artistiche, dei mestieri, insomma, tutta una serie di beni, perché a tutti gli effetti sono beni, sono elementi del patrimonio culturale immateriale. Allora, nel 2003 questa convenzione ha posto l'accento proprio su questa tipologia di beni e ha dichiarato che
andavano salvaguardati al pari di quelli che sono invece appunto tangibili da molti più anni, oggetto di attenzione. Ecco, sulla base di questa nuova convenzione UNESCO del 2003 sono state create non una ma ben 3 liste che sono parallele a quella del patrimonio culturale, e si dividono in la lista dei beni che diciamo vengono proposti alla salvaguardia, i beni immateriali, la lista dei beni immateriali che sono diciamo in una condizione di rischio, cioè necessitano di particolari misure di salvaguardia perché c'è qualche minaccia che può anche portare eventualmente alla loro perdita nel caso appunto non si intervenga. E poi c'è una terza lista che è la lista delle buone pratiche di salvaguardia, cioè vengono indicati quei percorsi che vengono attivati da determinati territori proprio per la continuità, per dare appunto trasmissione alle generazioni future di questi elementi immateriali. Laddove si individui un'azione virtuosa, particolarmente virtuosa, viene messa in questa lista, viene riconosciuto appunto anche come modello, insomma, di buona pratica. Ecco, queste 3 liste in sostanza funzionano più o meno come funziona la lista del patrimonio culturale, e vengono proposte delle candidature, questo è il processo, e a seconda poi della tipologia di candidatura c'è tutta un'azione di verifica da parte dell'UNESCO, con degli step ovviamente, c'è tutto un iter procedurale, per cui alla fine il traguardo, diciamo, al quale si ambisce è quello della iscrizione in queste liste. Ecco, i beni intangibili sono diciamo suddivisi al loro interno in 5 categorie secondo le definizioni che sono state date dall'UNESCO. Ve li scorro così velocemente giusto per far capire di cosa stiamo parlando, di quali tipi di elementi intangibili stiamo parlando, e ogni possibile candidato deve rientrare per forza di cose all'interno di queste, almeno una di queste classi. Allora abbiamo le tradizioni e le espressioni orali, compreso anche il linguaggio stesso, è considerato un elemento culturale immateriale, in quanto veicolo di un patrimonio. Poi le arti dello spettacolo, anche quelle sono beni intangibili, le consuetudini sociali, usi, costumi, abitudini di un particolare gruppo sociale, gli eventi rituali, quindi le feste, possono essere religiose o anche possono essere eventi rituali laici, diciamo civici, le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo, cioè i cosiddetti saperi naturalistici che si tramandano oralmente di generazione in generazione, e l'artigianato tradizionale, che appunto viene di solito definito come sapere artigianale. Per la salvaguardia, appunto, l'UNESCO intende tutto quel complesso di misure che sono indirizzate a garantire la vitalità di questo patrimonio, cioè a impedirne la dissoluzione, la perdita. E quindi, per prima cosa, diciamo, l'azione che va fatta è quella della individuazione di questi beni, l'identificazione e ovviamente con quello che ne consegue, cioè tutta la fase di documentazione e di ricerca su questi elementi. Nel senso che se io non conosco che cosa ho, che cosa mi si presenta anche diciamo nella prospettiva di una salvaguardia, non posso neanche cominciare a disporre delle azioni, no? Per la tutela. E quindi come si fa
a individuare tutti questi beni, l'UNESCO ha istituito questo tipo di modalità. Ha incaricato ovviamente gli stati che fanno parte dell'UNESCO, ciascuno di agire nel proprio territorio. All'interno di questo territorio, a loro volta, gli stati delegano in qualche modo agli enti che territorialmente sono più vicini, perché qui, come capirete, insomma, si tratta davvero di salvaguardare degli elementi che fanno proprio parte dell'identità anche di zone veramente molto circoscritte a volte, no? Del territorio. Spesso capita che a livello di città, ma anche a livello proprio di borgo, nelle montagne di vallata in vallata, insomma, le tradizioni, come saprete, sono diversissime fra loro e numerosissime. Quindi, di fatto, il compito di questa individuazione spetta proprio in primis alle regioni. E l'UNESCO raccomanda appunto che queste regioni istituiscano degli inventari, li chiama, per far sì che questo patrimonio venga censito. È proprio una prima azione di monitoraggio finalizzata al censimento di quali sono queste ricchezze, queste eredità intangibili che abbiamo nel territorio. Ecco, tutto questo per dire che molte regioni nel corso del tempo, insomma, si sono attivate in questo senso, e anche la regione del Veneto da quest'anno ha finalmente istituito questa tipologia di rilevazione. Ecco, si chiama Registro del Patrimonio Immateriale del Veneto, che è stato costituito con una deliberazione della Giunta regionale quest'anno, al fine proprio di cominciare a esplorare nel territorio quali possono essere le realtà presenti. Va detto che tutto il processo di candidatura alle liste ufficiali, quelle che sono proprio riconosciute, dicevamo prima, no? dall'UNESCO, non può prescindere più adesso come adesso, dalla presenza in un registro regionale. Quindi questo registro regionale è attivato proprio anche perché chiunque voglia proporre il proprio elemento, la propria eredità, la propria tradizione, il proprio bene intangibile all'iscrizione all'UNESCO, può farlo solo se prima è passato attraverso l'iscrizione al registro regionale. Ecco, questo è, diciamo, un notevole passo avanti, perché si tratta di una possibilità in più, insomma, che viene offerta al nostro territorio, e soprattutto si tratta proprio anche di una occasione per cominciare a far conoscere, a dare rilievo a queste presenze che sono davvero molto importanti, sulle quali spesso non si ragiona abbastanza, perché davvero a volte concorrono in misura determinante a definire proprio l'identità culturale stessa di una popolazione, di una parte della popolazione. Ecco, mi rimane solo da dirvi che è previsto, sempre per quanto riguarda l'UNESCO, quindi nelle linee guida operative dell'UNESCO è prevista una modalità partecipativa per la costituzione di questi registri, cioè la regione li istituisce, ma non diciamo li compila, ecco, per capirsi, insomma, non è che fa calare dall'alto la compilazione del registro, la redazione di un inventario. La regione li istituisce e li mette a disposizione delle comunità locali. Ecco, questo è veramente un concetto fondamentale. L'UNESCO insiste moltissimo sul ruolo delle comunità locali e sulla necessità di valorizzarle, proprio perché sono i depositari, sono i portatori, sono i continuatori e sono coloro che possono quindi garantire la vitalità e la trasmissione di questi elementi. Perciò noi lo apriamo a tutti coloro che vogliono. Ovviamente viene diciamo preservata la scientificità
di quello che si cerca di inserire, con la validazione da parte di un antropologo che deve essere titolato proprio a confermare che quello che viene iscritto nel registro ha una sua valenza scientifica. Comunque questo tipo di modalità partecipativa si riflette poi anche negli esiti, cioè una volta diciamo implementato, creato e diciamo anche arricchito questo registro, man mano che lo si arricchisce, lo si mette a disposizione del pubblico, ovviamente online, per cui tutta la cittadinanza, mano a mano che vengono inserite delle schede, possono senza alcun filtro, diciamo, senza alcuna necessità di accredito, accedere alle informazioni che sono contenute. Questo, insomma, mi sembra che sia un ottimo traguardo al quale finalmente la regione anche del Veneto è arrivata, e speriamo che apra nuove prospettive anche a questa categoria di beni che insomma meritano a tutti gli effetti di essere considerati alla stessa stregua del patrimonio culturale tangibile. Robert, se vuoi io... Sì, Giulio, perché hai una platea molto appetitosa, nel senso che è piena di persone con un bel sorriso. Ne prendiamo un paio che le facciamo presentare? E volentieri. Allora, naturalmente questo è un evento in cui non c'è la democrazia, decido io chi far parlare, non c'è una votazione di nessun tipo. Te. Allora, un po' dovresti presentare anche i tuoi colleghi, vieni qua. Questi fate parte di un gruppo? Sempre la scuola. Racconta un po' la scuola, che cosa fate? Studiate. Allora, facciamo parte del Berti, che è una scuola alberghiera, indirizzo turistico, però in questo caso credo, no, solo indirizzo turistico. E qua oggi siamo in quarta e c'è anche la quinta del turistico. Senti, ma che cosa volete fare da grande? Questo va un po' a persona. Per esempio io vorrei proseguire gli studi con l'università, però c'è chi vuole andare a lavorare o fare esperienze appunto lavorative nell'ambito. Giulio, è una domanda, rimani con noi un momentino. Giulio, lo so che ti sto stalkizzando. Giulio, una risposta breve. Tutto questo sforzo, che è uno sforzo di governo, di strategia, a tuo avviso apre delle possibilità per lavorarci dentro, fare impresa magari di qualche tipo? Quando si dice valorizzazione di un bene culturale, materiale o immateriale, poi oltre alla cittadinanza che si prende carico di tutto quanto, da residenti, chi la ama, poi si possono creare delle imprese, partendo magari da quelle che partono dal non profit, ad esempio, che certo, poi lavorano certo. sulla valorizzazione. È una bella opportunità quella di dare un po' d'ordine a queste faccende? Certamente, sicuramente è proprio uno degli obiettivi, lo sviluppo anche di questo tipo di filiera, insomma, che sicuramente si viene a creare intorno a queste tipologie di beni. E ricordo proprio che, come dicevo poco fa, molti di questi elementi intangibili in realtà sono mestieri, sono arti, sono tradizioni, ma sono saperi che vengono proprio applicati anche nell'esercizio di professioni, da artigiani, ma non soltanto. Adesso l'esempio proprio di un istituto alberghiero, ricordo che tra le primissime iscrizioni in Italia c'è stata la dieta mediterranea con tutto quello che ne consegue per proprio anche il mondo dell'enogastronomia. Un'altra famosa iscrizione è quella dell'arte del pizzaiolo napoletano, insomma, cioè, si cerca in moltissime situazioni di valorizzare questo tipo di saperi. Sono saperi, ma sono collegati, cioè hanno davvero un ritorno nella vita reale nostra. Bene, io ho bisogno del professore. Vieni. Intanto complimenti perché hai portato quante sono? 2 classi?
La quarta e la quinta turistica dell'Alberghiero Roberti di Verona. Dacci un po' di numeri dell'alberghiero. Che stato di salute ha, che cosa produce, dove vanno la massima percentuale degli allievi, poi che percorso proseguono, dove? Oddio, è da qualche anno insomma che c'è stato un po' un calo un po' a livello italiano. Basti pensare che solo in Veneto quest'anno ci sono 40.000 iscritti in meno. A partire dalla primaria fino alle superiori, però insomma, quest'anno noi ci stiamo difendendo abbastanza, insomma, anche perché molti ragazzi sono interessati poi a proseguire, quindi nell'entrare nel mondo del lavoro, nei vari indirizzi di cucine, sale, accoglienza turistica. E molti soprattutto per quanto riguarda indirizzo turistico, ma anche cucina, sì, anche un po' in parte di sala, proseguono gli studi. Quindi tra scienze degli alimenti, scienze turistiche. È bravo lui? Dai ragazzi, non è possibile. Bravissimo addirittura, eh? Sono di parte, mi immagino. Insomma. Ho anche una quinta che farà l'esame di Stato quest'anno. Per cui è chiaro che si deve... Senti, ne prendo un'altra di queste ragazze. Chi è della quinta, alzi la mano. Marco? Marco, sei uno dei più bravi, ha detto lui. Ah, bene. Abbiamo il percorso alternanza scuola-lavoro nelle aziende del territorio. Tanto grazie a te e a tutti i tuoi amici e colleghi per aver colto questa mattinata. Rimanete dopo perché c'è Toccatie, che è una cosa bellissima. Non vi muovete di qua proprio. Che fai? Faccio l'indirizzo di accoglienza turistica, appunto nella scuola Angelo Berti, e come accennava prima il professore, ho avuto occasione di fare alternanza scuola-lavoro in hotel anche abbastanza buoni e basta. Senti, ma accoglienza turistica è ampio come sbocco, perché potrebbe essere, può arrivare fino alle guide come sbocco professionale. Vedi che interessante Giulio sta a fare qua. Sì. Partono rafforzandosi tecnicamente su una materia, che è l'agenzia di viaggio. E allora, siccome di tutto questo ci vorranno delle guide che non sono le guide come della mia epoca, diciamo, sono le guide che dovranno fare da mediatori culturali. No? Sbaglio Giulio? Certo, sì, no, sì, è molto cambiata la figura, infatti, sì. E per cui è un lavoro super qualificato, che c'è tanto spazio, e Verona è una città molto dinamica peraltro, perché si sta aprendo insomma, molto appetitoso a livello di turismo anche internazionale. E sei contento di questo studio, questa scelta? Sei quasi alla fine, per cui felice. Sì, no, sicuramente mi ha dato molte opportunità e modo di scoprire e fare nuove esperienze buone. Cosa farai dopo? Sicuramente proseguirò con gli studi. Hai già idea? Non esattamente, è un po' da elaborare. Giulio, io ti ringrazio tantissimo. Se Ma grazie a voi invece, rimani collegato, sì? Se puoi, perché lo vedi in streaming, perché c'è un bellissimo intervento, puoi anche rimanere collegato così, c'è un bellissimo slot ora che parla proprio di questi argomenti. L'abbiamo accorpato Giulio insieme, proprio per dare un senso di continuità, e quindi introduciamo una cosa che io non sapevo neanche esistesse, che si chiama Toccati. Vero? Lo pronuncio bene? Sì, benissimo. E do il microfono ai due nostri speaker.